Sono proprio una donna fortunata. Prima mi sono innamorata di Benito, mio marito, Benito Nonino, quarta generazione di una famiglia di splendidi distillatori, e poi mi sono innamorata del suo lavoro, l'arte della distillazione, che è una magia, ma la magia più bella è stata il momento in cui mi ha portato a scoprire l'arte della distillazione, sì, e lì devo dire che sono caduta innamorata. E Benito mi diceva: se tu vuoi far fare le cose bene, devi prima imparare a farle. Per cui mi ha insegnato molto bene. La prima cosa che ho fatto appena sposata, maggio, giugno, luglio, andare ad acquistare le vinacce. Bene, e da lì, quando ho scoperto che la grappa meravigliosa che faceva mio marito negli anni 60 veniva considerata qualcosa per affrontare la fame, il freddo, a quel punto ho detto: Benito, qui bisogna una rivoluzione, perché la tua grappa ha diritto ad avere pari nobiltà delle altre acquaveti del mondo. La rivoluzione della grappa è partita dalla scelta di Benito e mia di distillare la vinaccia di un singolo vitigno, e non per niente ho scelto la vinaccia di Picolit, che è il vitigno più raro, più prezioso del Friuli. Prima sono andata alla Camera di Commercio per vedere chi aveva le vigne migliori dell'uva Picolit. Poi sono andata a chiedere le vinacce separate di questa uva e mi rispondevano Siorei e Matei e Noventi mi piardi. Il vignaiolo era abituato a vinificare e a mescolare le vinacce tutte assieme. Chi mi ha aiutato in questa rivoluzione? Le donne. Le mie alleate sono state le donne. Visto che il marito mi faceva correre, entravo nella cucina e dicevo: Signore, io come propone le robe, che lei mi tenga le bucce dell'uva Picolit separate, mi deve telefonare immediatamente appena suo marito vinifica, in modo che io vengo a prendermi la vinaccia freschissima. Mi sono posta però anche un altro problema. Se Benito riesce ad ottenere una grappa meravigliosa, se noi non lo comunichiamo al consumatore, come fa il consumatore a capire che Nonino ha fatto una cosa straordinaria? Per cui ci serviva qualcuno che ne scrivesse di questa grappa. C'era il dio dell'enogastronomia, Luigi Veronelli. Con tanta emozione lo chiamo e gli dico: sa, dottor Veronelli, noi vogliamo fare questo esperimento, però per noi sarebbe importante fosse presente anche lei. Ovviamente mi dice qual è il suo disturbo, e lui mi ha dato una risposta meravigliosa. Mi ha detto: signora Nonino, sono io che ringrazio lei, perché mi date modo di scoprire una cosa che non esiste e di poterne scrivere. Quando il 1° dicembre del 1973, e a distanza di tanti anni, mi commuovo sempre, quando io con le mie bambine Cristina, Antonella e Betty ho raccolto le prime gocce della grappa che scendeva dalle campane di vetro, l'ho portata vicino alla bocca e al naso e mi sono messa a urlare come una matta: Benito, Benito, ce l'abbiamo fatta, perché ho trovato in quelle gocce di grappa il profumo, il sapore del miele d'acacia, delle mele mature, l'emozione che avevo provato andando alla ricerca delle vinacce nelle vigne che avevo prescelto. Quindi una magia che per me tuttora rimane nel cuore. Esce il pezzo su Panorama, il buon vino. Picolit, Picolit che sgnappa, e vai, il cantico dei cantici. Cominciano le telefonate. Altro grosso problema, 5 damigiane. Caspita, e come facciamo a farla conoscere? Che già dall'esterno il consumatore, che è abituato a snobbare la grappa, deve capire che dentro quella bottiglia c'è un nettare che vale la pena assaggiare. È stato prezioso, veramente prezioso, l'architetto Franco Vattolo. E lui dice a Benito: vai a Mestre, dove vendono vetri da laboratorio, e gli aveva consigliato una bottiglia vecchia farmacia. E Benito, geniale, è andato, ma anziché portare la bottiglia di vecchia farmacia, ha portato un'ampollina piccolina da 250 ml. E mi ricordo che quando gliel'ho portata all'architetto Vattolo mi ha detto: Dio no, questa è adatta per un profumo, non per una grappa. Dai Franco, vestila bene e vedrai che avrà un successo enorme.
Teatro Francovatolo, poi ho studiato una confezione tappo argentato, un'etichetta appesa con un nastrino, tutte le etichette fatte a mano da me, dichiarando quanti quintali di vinaccia, il numero delle bottiglie confezionate. Però se un bottiglione da 2 litri veniva a 2.500 lire, io la bottiglina da 1/4 dovevo venderla minimo a 8.000 lire più IGE. E mi dicevano: signora, lei è matta. Come facciamo? Non usavano ancora gli opinion leader allora, però io capivo che c'erano dei personaggi che facevano tendenza, facevano moda. E uno dei primi a cui ho mandato la nostra grappa di Piccoletti, con una lettera che diceva: caro avvocato Agnelli, assaggi questa grappa, se le piace si ricordi che una famiglia con una piccola distilleria del Friuli produce questa meraviglia. Ha telefonato alla sua segretaria che avrebbe mandato il suo autista a comprare 60 bottigliette perché voleva fare i regali di Natale. Però dopo era diventata di moda, tanto è vero che la centellinavamo. Il successo è stato tale che poi noi non avevamo grappa a sufficienza. È stata talmente importante la rivoluzione della Crumono Vitigno Piccoletti Nonino che ci ha spalancato i mercati esteri. Sono riuscita nei ristoranti più importanti, nelle enoteche più importanti del mondo, a far apparire accanto ai più nobili cognac, whisky, armagnac, la grappa Nonino.